Benvenuto pubblico del futsal, benvenuti al Pala Neolù di Mantova. Quest'oggi si affronteranno Savia Testa Mantova contro Meta Catania. Gli ospiti cercheranno i 3 punti per un accoppiamento più favorevole ai playoff. I ragazzi di Mister Milella invece, per sperare nella salvezza, devono portare a casa per forza i 3 punti e sperare in un risultato favorevole nella partita di Roma tra Active e Pesaro. I direttori di gara saranno Cannizzaro e Candria a bordo campo e il cronometrista il signor Zanfino. Il grande ex della gara oggi, Boccao. Tutto pronto allora amici per questa grande partita di futsal, la penultima giornata di campionato. Inizierà il Meta Catania a battere questo calcio d'inizio. Il quintetto del Mantova si forma con in porta Ricordi, in difesa Mascherona, a sinistra Baroni, destra Esulito e la punta sarà Salas. Per il Meta Catania invece in porta Tim, in difesa Boccao, a sinistra Musumeci, destra Podda e come punta Anderson. È iniziata ragazzi, buon futsal. Musumeci controlla palla. Palla per Podda, subito pericoloso il Meta Catania, subito pericoloso. Ricordi a rinvio. Piccoli problemi per lui al dito in settimana, ma sembra aver recuperato. Palla per Baroni, buona. Impreciso team, ma poi riesce a recuperare. Allora rimessa Catania con Musumeci, il capitano. Palla per Tim. Buona la palla per Boccao, che però non controlla bene, quindi rimessa Mantova. Batte Esulito.
Prova il lancio buono, non controlla Salas. Allora ancora Musumeci, punta Esulito che non va, lo ferma bene. Allora può ripartire il Mantova con Esulito, palla per Salas, Salas a tu per tu, buono salvataggio di Bocao, altrettanto buona l'azione di questo Mantova. Mascherona, Esulito, impreciso, non si sono capiti con Baroni e quindi rimessa a Catania. Batterà Podda. Bocao, bella palla per Anderson che non riesce a controllare la palla. Buono lavoro di Mascherona. E allora Baroni. Sembra spinta, infatti c'è fallo di Bocao. Primo fallo del Meta Catania su Van der Salas. Mascherona. Palla lunga, non ci arriva Baroni. Rimessa Catania. Musumeci alla battuta. Tim fa girare Podda, si libera Musumeci, ha spazio, buono l'intervento di Esulito, ottimo inizio da parte dello spagnolo. Attenzione, incomprensione da parte della Meta Catania che butta via una rimessa laterale, quindi possesso palla Mantova. Salas va via, davanti a... rimessa laterale. Mascherona, Esulito. Salas, Baroni. Stavolta non riesce ad andare via Bocao. Chiede un fallo che l'arbitro non fischia e quindi Podda. Prova ad andare via Podda, invece buonissimo l'intervento di Salas che non riesce a recuperare la palla e Podda non molla e arriva alla conclusione, fuori di poco. Rivediamo, grande azione di Podda, esce veramente di poco la palla. Batterà Ricordi, ancora per Salas. Esulito, Mascherona, la palla è buona, invece no, secondo controllo ha tradito, rimessa Catania. Entra Salamone con il numero 8, esce Anderson, il pivot. Musumeci alla battuta. Palla per Musumeci, il fratello. Attenzione, tiro alto di Bocao. Lottano fisicamente, attenzione al duello molto fisico lì davanti. Secondo fallo del Meta Catania, buon fallo preso da Van der Salas, buon fallo per i biancorossi che parla con l'arbitro. È entrato il capitano Leleco. Punizione sarà da ribattere, dice l'arbitro. Fischia lei. Baroni per Leleco. Esulito. Ricordi. Lancerà lungo, impreciso. Rinvio di Team, vedremo se batterà veloce. Infatti sì. Musumeci. Baroni lo marca stretto. Non lo fa girare. Buon lavoro dalla parte della difesa del Mantova. Buono il giro palla del Meta Catania. Buon intervento di Baroni che ferma Carmelo Musumeci. Cambi nel Mantova, esce Van der Salas, entra Misel. Attenzione, resta libero in difesa. Grande parata di Ricordi, disattenzione dalla parte del Mantova. E Ricordi dice di no.
Attenzione, sale Tim, tiro potente ma impreciso, fa respirare i biancorossi. Donadoni, appena entrato anche lui. Errore di Sulito che poi blocca il tiro di Bocao. Sembra essere salito il Meta Catania. Palla Tim. Carmelo Musumeci se la mette sul destro, cerca il tiro, viene fermato da Misel. Riparte Musumeci. Bocao prova il tiro, fermato anche questo da Misel. Palla resta lì, attenzione, battuta. Salamone. Carmelo Musumeci. Punta Misel. Stavolta non va. L'arbitro vede un fallo. Misel non è d'accordo. L'arbitro invece dice che è fallo. Il secondo per i virgiliani. Intanto Esulito in panchina prova a spiegare cosa non va, cosa vede di sbagliato per ora durante questi 4 minuti di gioco. Rincorsa praticamente in panchina di Musumeci, che deve fare spazio tra i giocatori virgiliani per trovare questa rincorsa. Sulla palla anche Salamone, sarà uno schema? Va diretto in porta, non impensierisce ricordi. Attenzione, l'arbitro dice che è deviazione. Piccola confusione, Podano lascia la palla, l'arbitro dice che è rimessa dal fondo per il Mantova. C'è confusione, Podano vuole lasciare la palla, un arbitro dice che è angolo, l'altro dice che è rimessa dal fondo, alla fine si mettono d'accordo. Calcio d'angolo Meta Catania. C'è nervosismo, si sente alla partita che questi 3 punti sono fondamentali per entrambe le squadre. Rimessa Mantova. Leleco, Donadoni non controlla, rimessa Catania. Team a rilancio, risponde Leleco, tra l'altro con cittadini di Curitiba, cittadina brasiliana. Musumeci marca stretto Leleco, non lo fa girare, allora riparte con Tim. Centrale per Gaetano Musumeci. Podda, gli lasciano il mancino, attenzione, arriva Musumeci, buona la trama, Salamone, ma bene ricordi. Donadoni, Leleco, Misel, va via Misel, bene. Donadoni, Leleco, Donin. Ora Donadoni perde palla. Hanno alzato i ritmi la corazzata siciliana con Podda, il suo mancino. Donin lo guarda negli occhi, non lo vuole far andare via, lo blocca, rimessa Catania. Salamone la mette dentro, Donin respinge, Musumeci. Parto con Tim. Salamone non trova spazio, va via, recupera bella palla Misel 2 contro 1, Misel para bene, Tim che poi sfortunato Misel non riesce con il tap-in. Recupera una bella palla Musumeci, recupera una buona palla
chiama l'inserimento di Podda, che poi fallo, probabilmente cartellino giallo, incomprensione da parte dei due giocatori del Meta Catania, che chiamava un avanzamento di Podda che non c'è stato, e quindi Donadoni è stato scaltro a recuperare il pallone e procurare un fallo molto importante per le schiere virgiliane. Prima munizione della gara, Podda. Terzo fallo degli ospiti. Punizione molto importante. Attenzione, una reazione stupida da parte dei due giocatori. Dopo solo 5 minuti fa capire quanto sono importanti questi 3 punti per entrambe le squadre. Calcio di punizione lo batterà Salas. Quest'anno 13 gol con la maglia virgiliana in 22 partite. Ma lo schema è libero, Leleco, attenzione! Deviazione, calcio d'angolo per il Mantova. Ancora Van der Salas alla battuta. Ancora fuori per Donin, palla forte ma imprecisa, rimessa veloce di Tim, che non trova però la punta penetrata Anderson. Cercheranno sicuramente il lancio lungo su di lui per la sua stazza fisica. Allora è entrato anche Baroni, quindi riparte il Mantova con Donin, Salas, Donin, Mascherona. Perde palla Mascherona, non si capisce con Salas, quindi rimessa laterale Meta Catania. Salamone, eccolo qua, Henderson protegge bene la palla, ma Mascherona non lo fa andare via, è buona, no! Fallo. La panchina del Mantova non è d'accordo, questo metro di giudizio del direttore di gara che fa già parlare di sé, diciamo così. Quindi fallo Meta Catania. Nonostante sia l'arbitro più lontano, si è presa la responsabilità di fischiare questo fallo, nonostante l'arbitro più vicino abbia lasciato correre. Attenzione, rosso, espulsione del direttore sportivo Cristiano Rondelli. È durato 6 minuti la gara, è durata 6 minuti la sua gara. Non era d'accordo su questo fischio e la reazione probabilmente non è stata delle migliori. C'è comunque da ricordare il suo grande lavoro di quest'anno, nonostante la prima parte di campionato difficile, la seconda il Mantova è riuscito a ingranare anche grazie a colpi di mercato che hanno potenziato la squadra. Batte il Meta Catania, Podda col mancino, para benissimo Ricordi, che salva anche il calcio d'angolo perché la ribattuta del pallone sbatte su Salamone e riparte il Mantova con Baroni. Non controlla Salas.
Salamone, palla per Gaetano Musumeci che l'ho marcato da Mascherona, non lo fa girare, quindi riparte con Podda. Bocao, Musumeci fa passare il pallone, bel tiro di Bocao, l'ex di giornata, lascia uscire Ricordi. Ricordi, rimessa dal fondo, attenzione, scivola Bocao, ma Salas non ci arriva. Riparte il Meta Catania. Musumeci, Esulito appena entrato, recupera palla. Momento di confusione della partita, dovuta probabilmente a anche questo fallo tanto recriminato. Dopo questo episodio non si è più ripartiti a alti ritmi. Prova il Mantova con Salas. È buono il pallone, ma Team capisce tutto, l'uscita è delle migliori. Ottimo il pallone di Esulito dentro per Salas, che poi non ci è arrivato di poco. Mascherona, Salas e Esulito. Buona la palla dentro per Baroni che prova a girarsi. Baroni riparte da Salas, prova la percussione. Salas guadagna una rimessa laterale importante per il Mantova. Mascherona, Baroni, Esulito, bella la palla dentro stavolta, e ancora questo Team, il piedone dice di no. Salas, Baroni, Salas, Esulito, Baroni, Musumeci, Anderson, si gira stavolta ma il tiro non va, Mascherona lo blocca. Batterà il grande ex Bocao, palla sul mancino di Podda. Allora Team, Bocao, eccolo qua, la punta, prova, ma Ricordi attento, ferma e blocca il pallone. Prova il lancio lungo ma impreciso, diciamo che fa respirare entrambe le fazioni. Batte corto il Catania, ecco la palla lunga per Anderson che prova a tenere il pallone, ma il duello fisico è dei migliori lì davanti. Stavolta probabilmente si lascia cadere provando a ingannare l'arbitro, che non ci casca. Salas per Esulito, prova le finte, l'arbitro ancora non vede un altro fallo. Bocao, Podda, Musumeci prova ad andare via ma il campo finisce e quindi è rimessa Mantova. La partita è combattuta. Mascherona, Baroni non riesce ad andare via.
chiama il cambio, entra Donadoni e quindi cambiano le rotazioni. Podda per Musumeci, il capitano. Bocao prova a lanciare Anderson, che fisicamente riesce ad andare via, ma Ricordi dice di no, merito anche a un lavoro sporco di Mascherone. Attenzione al contropiede con Esulito, bella la palla sul secondo palo, Donadoni sbaglia un ottimo assist di Esulito, prima occasione importante del Mantova. Grande anche la parata di Tim, che dice di no a questa conclusione di Donadoni. Allora Salas protegge la palla e fallo per il Mantova, secondo giallo per l'ex Bocao e è il quarto per gli ospiti. Il cronometro segna 10 minuti e 10 secondi, siamo a metà del primo tempo, risultato di 0-0. Altra punizione pericolosa per il Mantova, stessa posizione precedente. Vedremo se stavolta riusciranno i virgiliani a realizzare questa ottima occasione. Stavolta alla battuta ci sarà Donadoni con Mascherona. Vedremo se sarà uno schema. Lascia Mascherona, che lascia per Esulito. Musumeci non si lascia impensierire la palla, attenzione, la tocca invece no Ricordi, che l'accompagna fuori. Buona la palla per Mascherona. Esulito, palla dentro che non è precisa e quindi è rimessa meta Catania. Palla per Anderson, che prova il tunnel ai danni di Misel, non va. Musumeci, Tim. Palla imprecisa, arriva per Anderson, attenzione, può partire la ripartenza con Donadoni, che resiste alla carica di Anderson, che poi prova il tiro e non va. Duello fisico. Lancio ancora lungo per Musumeci, che stavolta la mette giù, ma Mascherone è attento e la mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Meta Catania. Batterà Bocao. Attenzione fuori, è buona la palla. Buono Ricordi, al limite dell'area di competenza. Musumeci, il mancino allarga per Salamone. Bene Donadoni, mette fuori. Time out Mantova. Non so niente.
rimessa Meta Catania con Salamone, buona la palla dentro ma non ci arriva Bocao. Riparte Ricordi, buono lo scatto di Donin che viene spinto, l'arbitro non vede, diciamo sbilanciato. Allora Tim, male rinvio, rimessa Mantova. Donadoni, capitano Leleco, Misel, controlla Misel, c'è bisogno di fantasia da parte sua, ha nelle corde gol e assist. Leleco sbaglia la palla e quindi rimessa Mantova. Donin per Leleco, non ha la palla Musumeci, recupera bene Leleco che poi invece perde palla ma guadagna la rimessa. Attenzione, rimessa Mantova. Ancora 0-0 risultato. Donadoni, Donin ancora per Donadoni, sbaglia l'appoggio. Salamone, Bocao, ancora Salamone, chiamato in causa Tim, male l'appoggio di Musumeci che poi recupera palla, diciamo rimessa laterale Mantova. Ha alzato il baricentro il Mantova, vedremo se porterà occasioni importanti. Donin, Misel, buono la protezione palla, ancora rimessa Mantova. Buona la palla per Donadoni, non trova il controllo, mamma che intervento di Leleco, intervento direi incredibile intervento di Leleco. Protegge bene il pallone Musumeci, ancora Musumeci, Ricordi, grande parata. Adesso invece è il Catania che sta attaccando, sta cercando la via del gol con Podda, Mancino per Musumeci, prova ad andare via, non va. Calcio d'angolo, batterà Salamone, palla sul mancino di Podda, attenzione, respinto da Donin, ci prova ma non è il suo piede, quindi la palla esce. Sette minuti e 20 segna il cronometro, ancora 0-0. Musumeci allarga Salamone, buona la palla dentro, palo clamoroso, attenzione, palla fuori per Podda, Musumeci, ancora Podda, se la sistema, salta un uomo e segna il Meta Catania, 0-1. Grande azione della squadra siciliana, Podda fa sedere un avversario e poi mette dentro la palla, probabilmente una deviazione. Ma il risultato è cambiato, 0-1 Meta Catania. Vedremo come reagiranno i virgiliani con Donin, Misel, ancora Donin, Leleco, Misel, va via, stavolta fischia il direttore di gara. L'assistente da questa parte non dà segni di... Non è d'accordo Musumeci, non è d'accordo.
Quinto fallo, mancando 6 minuti e 40 secondi, può essere un dato positivo per la squadra di Mister Milella, che al prossimo fallo ci sarà il tiro libero e quindi occasioni ghiotte. Buono il pallone per Baroni, la mette giù bene, la protegge altrettanto bene, forse va via e lo triplicano e quindi non... Gioca d'esperienza capitano Musumeci. Si guadagna questa rimessa laterale non scontata perché Baroni aveva recuperato il pallone. Team, rilancio lungo, sicurezza da parte del tandem Leleco Ricordi, che lascia sfilare Van der Salas. Donin controlla palla in una posizione che probabilmente recupera la palla Ricordi. Baroni, Leleco appoggia Salas. Donin, ancora Salas, non riescono a liberarsi e quindi rilancio lungo e palla team. Podda salta le marcature, scivola, però recupera palla. Salas, Leleco, Baroni, rimessa Catania, anzi rimessa Mantova, rimessa Mantova. Salamone viene richiamato dal direttore di gara per queste proteste. Baroni, Mascherona, Esulito, probabilmente giocatore che ha dato più luce in questa parte di gara del Mantova. Mascherona sbaglia l'appoggio, Musumeci non lo fa girare e guadagna anche questa rimessa ottima per il Mantova, che ha bisogno di uno sprint in più per raggiungere il pareggio. E allora Mascherona, Sala spunta l'uomo, allarga per Esulito col suo mancino. Esulito si accentra, non lo lascia andare, guadagna anche la rimessa Meta Catania con Musumeci. È tornato il duello ultra fisico tra Mascherona e Anderson, che pretende un calcio d'angolo che ha visto solo lui. E quindi Ricordi, rilancio lungo per Salas, controlla, protegge e scarica. Mascherona, ancora Salas. Esulito, Esulito fa sparire la palla, ricompare, la palla rimane lì. Attenzione alla ripartenza Catania con Musumeci. Musumeci, Ricordi dice di no e il tap-in è fuori per il Meta Catania. Ottima parata del portier Ricordi. Mascherona, Esulito nello stretto, Salas, rischio enorme di Salas. Buona la palla ancora per lui, Salas, si fa spazio, Salas, grande parata di team, grande anche giocata di Salas, che dal nulla arriva alla conclusione, si fa spazio ma trova un team pronto e la respinge. Baroni, buono il pallone per Salas, che non trova l'aggancio ideale e regala questa rimessa dal fondo al Catania. Anderson non riesce a metterla giù. Bocao alla battuta, la devia Baroni e quindi ancora rimessa a Meta Catania.
Team. Bocau. Musumeci. Bocau. Podda. Resiste alla carica. Ma il passaggio non è per nessuno e quindi riparte il Mantova con Ricordi. Brutto rilancio. Probabilmente l'infortunio al dito sta pagando questa imprecisione. Ancora 0-1 risultato, 5 falli da parte del Meta Catania contro i 3 del Mantova Savia Testa. Mascherona non trova soluzioni e invece la trova poi alla fine con Esulito, che poi si lascia tradire dal controllo. Team. Tiene buono il pallone Musumeci, che poi va alla conclusione, ma il pallone respinge. Il pallone è respinto dal compagno di squadra, anzi no. Anzi no. Rimessa Catania. Podda. Ammonizione stupida di Enrico Ricordi. Per proteste. Baroni. C'è confusione ora nel match. Malissimo l'appoggio di Mascherona. Esulito prova a dare la carica, serve più intensità da parte dei ragazzi mantovani. Allora Team. Buona palla per Bocao, che gioca veloce per Salamone. Recupera palla al Mantova, attenzione con Esulito. Esulito a memoria, va di là. Era una buona palla, ma dall'altra parte Mascherona non ha continuato la corsa. Si chiariscono Salas e Esulito. Riparte il Meta Catania. Bocao. Salamone. Recupera palla Salas. Deve tornare indietro con Mascherona. Buono il pallone per Baroni, che trova una conclusione. Grandissima la parata di Team. Ora c'è la ripartenza che poi non va, e quindi Mascherona guadagna un calcio d'angolo. Ma che occasione per il Mantova, sprecata stavolta da Baroni. Team riesce a coprire bene tutto lo spazio della porta e quindi compie un'ottima parata ai danni del Mantova. Molto suscettibile il direttore di gara, che non si lascia intimorire, non lascia spazio a polemiche e quindi ammonisce anche Baroni.
Palla lunga ancora per Anderson. Maggior parte dei palloni per lui sono lanci che dovrà pulire e poi ridare ai compagni di squadra che saranno nella posizione migliore. Donadoni, esulito, chiama il movimento di qualcuno dei suoi che non arriva e quindi riparte con Salas. Mascherona, ancora Salas, allunga per Donadoni, buona la trama, Donadoni, Salas, tiene palla, protegge contro l'ex Bocao. Mascherona, esulito, punta all'uomo col suo mancino, rimessa laterale. Bene l'intervento di Salamone che non lascia andare via esulito. Mascherona prova la conclusione e trova ancora un ottimo team che dice di no. Un ottimo team. Calcio d'angolo Mantova, Donadoni alla battuta, esulito ancora lui. Mascherona dietro da Ricordi che lancerà proprio per esulito. Diciamo che non è la soluzione più adatta lanciare esulito data la sua stazza fisica. Riparte team. Stavolta buono il lancio, ma buonissimo l'intervento di Ricordi che tira via la palla dalla testa di Anderson, che ora va alla conclusione, fortissima, bene Ricordi. Salas, Donadoni, esulito, buono il lancio ma intercetta benissimo Salamone, allora riparte con Bocao, Bocao prova la conclusione, fermato, allora Mascherona guadagna una rimessa laterale. Donadoni, mamma mia, nello stretto, va via, esulito. Salas, buona la palla, siamo in area. Probabilmente il tempo era scaduto, ma ha trovato comunque lo spazio Salas per arrivare alla conclusione e a trovare comunque ancora un ottimo team. Grandissimo primo tempo da parte sua, probabilmente il migliore in campo del Meta Catania e della partita. Adesso una piccola pausa e ci ritroveremo per il secondo tempo.
Ritornano in campo i giocatori per la seconda parte di partita. Il Mantova riparte con il quintetto Ricordi, Mascherona, Baroni, Esulito e Salas. Per quanto riguarda il Meta Catania, i giocatori scelti per iniziare sono Musumeci, Bocao, Anderson e Podda, con in porta il solito portierone team sicurezza di questa gara e di questo campionato. Palla al Mantova, che dovrà recuperare un gol di svantaggio per poter sognare questa ormai complicatissima salvezza. È partita Esulito, Salas, Esulito, palla sul mancino, Esulito lo punta, Musumeci si accentra, palla per Salas, non va. Allora riparte Ricordi, buono il cambio di gioco di Esulito per Baroni, altrettanto buono per Salas, buona la trama, Esulito, Mascherona, Salas, tiene palla, prova ad andare via, ci riesce, va via, buona la palla, ottima ancora una volta l'uscita di team che dice di no, ottima la percussione di Salas, che è penetrato nella difesa siciliana. E allora Baroni, attenzione alla deviazione, attenzione, non è gol, dice che non è gol, non è gol, non è gol, non è gol, l'arbitro dice che non è gol, la palla sbatte sul palo e sul corpo di team, ma l'arbitro, che è nella posizione corretta, dice che non è gol. Clamorosa la decisione del direttore di gara. Rivediamo. Non va Anderson, ma che occasione per il Mantova, che occasione. L'arbitro sicuro dice che non è gol. Allora Esulito, la palla dentro, Bocao, carica i giocatori perché vede che il Mantova in questo secondo tempo è partito meglio. Allora Salas, Esulito, palla dietro per Ricordi, lancia lungo, la palla non arriva a Baroni, ma la rimessa è per il Mantova. Esulito, Mascherona, Baroni, sarà rimessa dal fondo per il Meta Catania. Musumeci, va via, Esulito, resiste anche alla carica di Baroni, però non resiste al fallo di Vander Salas, che viene ammonito, primo fallo per lui. Decisione alquanto discutibile sempre del direttore di gara, che sta gestendo la partita in un modo, diciamo, rivedibile, e non aggiungiamo altro. Salas fa polemica non per quanto riguarda il fallo, ma per quanto riguarda questa ammonizione. Meta Catania guadagna metri dalla punizione. Palla sul destro di Musumeci, ma alla battuta c'è anche Bocao. Vedremo chi calcerà. Bocao si sposta e quindi Musumeci prova la conclusione nello specchio della porta. Ricordi dice di no. Calcio d'angolo per il Meta Catania. Alla battuta Podda. Si muovono i giocatori
Intervento deciso di Mascherona su Podda e quindi può ripartire Baroni. Mascherona, ancora Baroni. Lo scambio. Salas. Mascherona. Salas. Buono cambio di gioco per Esulito, che però non si capisce con Mascherona e non riesce a raggiungere il passaggio. Riparte Meta Catania con Podda. Bocao. Ancora Podda. Palla sul mancino. Musumeci. Salta di netto Esulito, che poi salta anche Salas. Fa sedere due avversari. La palla esce, è rimessa dal fondo. Salas, Mascherona, Baroni. Ancora Salas. Buono la trama per Baroni, davanti al portiere Baroni. Ancora Team, mostruoso. Ancora Team. Altra azione da parte del Mantova, che però non riesce a realizzare. Allora Musumeci, buona la Veronica. Stavolta non fischia fallo. Buonissima la palla per Mascherona, per Esulito, ancora Team, ma che parata, non si può, che parata. Parata incredibile, ai crampi, il gran portierone, anzi 2 giocatori del Meta Catania hanno i crampi dopo solo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ma che parata, signori, che parata di Team, veramente il migliore in campo oggi, non lascia passare nulla. Speranze di questo Mantova sono tutte nelle sue mani. Troppi errori. Vedremo se riuscirà a continuare la gara. Per i tifosi mantovani si augurano ovviamente di no. Si rialza Team. Chiede spiegazioni. Non vuole uscire, prende tempo. In questo caso l'arbitro non decide di ammonirlo. Allora entra il secondo portiere del Meta Catania col numero 88. Attenzione, ribattuta. Dal tap-in non va di Salas. Allora riparte il Meta Catania. Ottimo rilancio, ma non altrettanto ottimo lo stop di Anderson. Ritorna Team in porta. Attenzione al rischio di Ricordi, che non guadagna, anzi regala la rimessa laterale al Meta Catania. Battono veloce, Musumeci sul destro, finta di tiro, se la mette sul mancino, ma blocca Mascherona. E allora c'è un'altra rimessa laterale importante per il Meta Catania. Le squadre sono allungate, iniziano a intravedere molte più azioni rispetto al primo tempo. Musumeci. Team recuperato. Non rischia Donadoni e rimette la palla in fallo laterale. Salamone, Musumeci. Team. Ottimo rilancio stavolta, sembra recuperato. Ottimo a lottare Donadoni. Attenzione al rischio. Piccolo battibecco tra Donadoni e Musumeci.
non se le mandano a dire. Si mette anche Salamone. Si ritorna a giocare allora Musumeci. Team recuperato. Anderson, buono lo scarico per Bocao che ridà il pallone e stavolta Donadoni non la lascia sfilare e regala un calcio d'angolo al Meta Catania che sta spingendo. Sono passati 4 minuti. Palla per Musumeci. Dietro per Team. Rilancio ottimo. Sembra che i crampi abbiano aggiustato la mira al portiere avversario. Attimi di confusione, ora si ripartirà dal calcio d'angolo. Devia Donadoni, recupera palla al Mantova con Ricordi, Donin, porta palla, Salas, Mascherona, s'abbassa, Donin, Salas, Donadoni, punta l'uomo, punta Musumeci, Suola, e scarica Salas, Bocao, Donin, Mascherona, Donin, ancora per Donadoni che spinge ma l'arbitro dice di no e quindi ripartenza del Meta Catania. Musumeci, ancora lo scontro con Donadoni, riparte Salamone. Team la ridà Salamone. Sì. Deviazione pericolosissima per il Mantova che quasi inganna Ricordi, ma è attentissimo e quindi calcio d'angolo. Buonissimo la volée, ma Ricordi non si fa ingannare e dà un altro calcio d'angolo per il Meta Catania. Ancora Bocao, la palla dentro, attenzione, la deviazione di Anderson che è rimasto libero, però azione subito dall'altra parte, l'arbitro probabilmente non vede questo contatto e allora riparte Salamone, le squadre sono allungate. Team, buon rilancio, Ricordi la chiama e la fa sua, altro rilancio che però troppo frettoloso direi, ma tiene alti i ritmi della partita. Il cronometro segna 14:29. Palla per Team, Musumeci, Salamone, Podda, palla dentro per Musumeci ma ottimo l'intervento di Mascherona che non riesce a tenere la palla in campo e allora rimessa laterale Meta Catania. Team, Salamone, attenzione, azione pericolosa per Podda col mancino, Podda, palo clamoroso per il Meta Catania, trova impreparata la difesa biancorossa. Donadoni alla battuta, chiama uno schema Capitan Leleco, la palla arriva a Misel che guadagna comunque una rimessa laterale. Mantova in attacco con Donin, Donadoni alza la testa, arriva la palla per Donin, ancora Donadoni, inserimento di Misel che non riesce a chiuderlo e quindi recupera palla Salamone. Ottimo lavoro a metà campo, Podda, Musumeci, Salamone, gli va via a Misel, ottima la palla dentro per Musumeci che con un ottimo intervento, Ricordi, dice di no e tiene in piedi ancora le speranze del Mantova e per la salvezza. Salamone la battuta,
Ancora la volée di Musumeci, sicuro ricordi. Leleko, Donadoni, Misel, Donadoni, alza per Tim. Prova il gioco di gambe Podda, ma non va. Stavolta Tim rischia. Chiama lo schema Leleko, Baroni, ancora Baroni, Leleko, ricordi, sale, palla rischiosa ma arriva a destinazione, ancora Leleko, sbaglia e allora Musumeci tiene palla, la porta, ma ce l'ha ancora, ricordi, Misel, Donin non trova movimenti dei compagni, allora si scarica su Leleko, Baroni mette fuori Salamone, partita confusa ma che sembra possono arrivare azioni da un momento all'altro. Allora Baroni, Leleko, Donin, ancora Donin, prova la giocata personale, Donin va via, la palla è buona, attenzione, grande parata ancora di Tim, grandissima parata ancora di Tim, grandissima parata di Tim che ha recuperato dai crampi. Calcio d'angolo allora per il Mantova, lo batterà Baroni, palla dietro a rimorchio, ottima per Donin che però il tiro non è altrettanto ottimo. E allora Tim riparte veloce con Podda, 2-0 Catania, segna Podda. Il cronometro segna 12 minuti e 13 secondi e il Catania avanti per 2-0. Donin, Leleko, Donin, Misel, Baroni, ancora Donin, Baroni, ancora Donin, buona palla per Leleko, Donin, Misel, buona la palla dentro per Baroni che scarica ancora per Donin, per Misal, calcio d'angolo. Non mollano i ragazzi biancorossi che provano fino alla fine a raggiungere questa salvezza ormai complicatissima. La volée di Baroni non è altrettanto buona e allora ancora la rimessa da parte di Tim che con le mani raggiunge Musumeci, ma bravo Donin anticipare, prova Misa ad andare via ma non riesce e allora rimessa laterale. Donin prova sul mancino, Baroni prova il doppio passo, non va, e allora Donin, buona la palla dentro per Misel, buonissima la trama però Baroni non riesce a concretizzare in rete una palla ottima di Misel e allora Boccao, Musumeci, Podda, buono Baroni, recupera palla. Boccao, mister Milella dà la carica ai suoi, vuole più intensità da parte della squadra biancorossa. Musumeci scarica per Podda, ancora per Musumeci, Baroni, Donin, Leleko, Misel, palla non precisa. Cronometro segna 10 minuti e 38 secondi. Il futsal ci insegna che manca ancora tanto tempo, non si può dire finita questa partita, ma sicuramente per il Meta Catania è in discesa.
Baroni, c'è la ripartenza, Baroni, ottimo gioco di gambe che però non è fine a se stesso. Allora Salas, testa bassa col fisico, rischia di farsi male contro le transenne, sempre l'ultimo a mollare. Entrano forze fresche dentro Mascherone e Esulito per completare il quintetto con Baroni e Salas. Riparte il gioco con Tim, Bocau, Podda, palla lunga per il pivot di fisico Anderson. E allora Esulito, Mascherona chiama movimenti che non arrivano. Allora Esulito, il suo ottimo controllo di palla, allarga perfettamente per Mascherona che di punta prova a anticipare il portiere e allora deve scappare per difendere il contropiede di Anderson con Podda che non va ottimo. Baroni riesce a intercettare il passaggio di Podda che probabilmente avrebbe mandato in porta Bocau. Ancora Bocau, il grande ex. Salamone, Bocau, Tim, migliore dei suoi, protegge palla Anderson, scarica quello che gli riesce bene, va via Podda sul mancino, ottimo il pallone per Salamone che non capisce in tempo l'intenzione e quindi la palla esce, contropiede, ripartenza del Mantova con Baroni. Esulito, ottimo intervento di Baroni, anticipa Anderson, Musumeci per Bocau, Salamone, Tim prova il tiro, ottimo, mette la palla fuori, Ricordi, rivediamo la conclusione ottima di Tim. Bocau, ottima la palla dietro per Salamone che non riesce a impattare bene il pallone. Allora la ripartenza con Esulito, controllo palla, Esulito allarga per Baroni, temporeggia, va sul sinistro, deviazione, attenzione nell'impatto, probabilmente la caviglia di Salamone, problemi per lui con l'impatto del pallone, probabilmente nella caduta ha avuto una distorsione dolorante. Adesso a terra il giocatore del Meta Catania. Ci auguriamo non sia nulla di grave per lui, ma dalle smorfie di dolore non sembra ce la possa fare. Il cronometro segna 8 minuti e 23 secondi alla fine e mister Milella decide di optare per il power play. Ultima spiaggia per il Mantova per poter raggiungere questa salvezza ormai complicatissima. Gli servono 3 gol e ribaltare il risultato contro questa corazzata catanese. Zoppicante Salamone esce, non ce la farà a rientrare sul parquet di gioco del Neolù.
Riparte il gioco con Baroni, Salas, Misel, power play e quindi Leleco. La porta è sguarnita, allora Leleco, attenzione, Esulito prova la punta ma non riesce a inquadrare la porta. Team, rilancio lungo ma protegge bene Leleco. Henderson non riesce a far su il pallone e quindi guadagna una rimessa laterale che dà fiducia al Mantova. Entra ancora Salas, Esulito, Baroni, Leleco, Misel, ancora Leleco, chiama lo schema per Esulito, fa sedere un uomo, calcio d'angolo. Ottima la realizzazione di questo schema, probabilmente la conclusione sarebbe uscita ma la deviazione di Carmelo Musumeci è stata determinante e ha prodotto questo calcio d'angolo per il Mantova. Esulito per Misel, Leleco ancora, Baroni, Leleco, Misel, ancora Leleco, non tiene la palla e allora la porta è sguarnita ma Leleco respinge la conclusione, la porta è sguarnita e allora Musumeci, Misel, attenzione, Baroni dice di no, Leleco altrettanto, può ripartire, è ancora vivo il Mantova, può ripartire il Mantova con Leleco, grandissima occasione sprecata dal Meta Catania. Leleco, Salas, Esulito, Misel, palla dentro buona, non riesce a agganciare Baroni, ancora Esulito, si sono alzati i ritmi ora. Baroni, ancora Leleco, Misel, oh, clamoroso palo, anche la sfortuna si mette in questa salvezza improbabile. Salas, Misel, scarica dietro, Baroni, Esulito, Leleco, Baroni, buono lo scambio, rimessa laterale, Mantova, stanno spingendo i ragazzi, si stanno esponendo, ma del resto è quello che serve per poter ribaltare il risultato. Misel prova la conclusione ma Team attento, Misel toglie la palla dalla volée di Misel, velo di Esulito, palla ancora per Misel, Leleco, Misel, Esulito se la accomoda ma non va alla conclusione e allora Team rilancia lungo ma ancora Capitan Leleco anticipa, capisce e recupera palla al Mantova. Esulito riparte veloce, Leleco, Misel, ancora Leleco, Salas, Leleco, 5 minuti al termine, Misel buona la palla e c'è il gol per il Mantova, accorcia le distanze, gol per il Mantova, gol. Gol numero 14 di questo campionato per Salas, si fa trovare pronto e riapre la partita, mancano 5 minuti e 26 secondi al termine e le speranze del Mantova sono vive, time out, il pubblico, il Neolù è carico, il power play ha dato il primo segno di vita a questo Mantova che aveva bisogno e adesso il risultato è meno pesante per loro.
time out più lungo del solito da parte del Catania, che ha bisogno del secondo richiamo per poterlo finire. Nonostante i vari richiami, si infischiano e continuano con la loro discussione. Allora è una cosa di squadra, perché anche l'altro arbitro è molto suscettibile e ammonisce Capitan Leleco per delle proteste probabilmente accettabili. Riparte Anderson, Bocao, torna Salamone ma non è in formissima, sente dolore Salamone, non riesce a continuare la gara, chiede di fermarsi Salamone e invece i giocatori del Mantova ripartono, non ne vogliono sapere. Attenzione al fallo non visto dall'arbitro, ora vediamo cosa succederà, molta confusione da parte dei ragazzi, c'è tensione, brutto fallo da parte del giocatore del Catania. Ora c'è molta tensione in campo, il portiere Tim va a parlare con i tifosi quando in realtà dovrebbe pensare a giocare. Stiamo attenti a quello che succederà ora, perché in base al metro di giudizio che ha avuto finora il direttore di gara mi aspetterò dei cartellini gialli almeno. Portiere Team chiarisce con i tifosi, non vedo il motivo, però migliore in campo. Vedremo ora come gestirà la situazione il direttore di gara, come la gestirà. Intanto il cronometro segna 5 minuti e 10 secondi alla fine. Arriverà un cartellino rosso per Baroni. Ha combinato tutto solo Baroni, direttore di gara. Sembra ci sia stata anche l'espulsione di Salamone. C'è molta confusione ancora, non si riesce bene a far chiarezza su quanto accaduto. Mister in campo, c'è anarchia ora nel rettangolo di gioco, sembra possa ripartire la gara. Non ha fischiato fallo, ha perso tutto. L'arbitro non è all'altezza di gestire certe partite, credo. I giocatori parlano con il tifoso. Uno espulso per parte, quindi i prossimi 2 minuti entrambe le squadre avranno un giocatore in meno. Il Mantova, nonostante ciò, continuerà a giocare con il power play e quindi sarà 4 contro 4 la sfida per i prossimi 2 minuti. Occasione ghiotta per i biancorossi per raggiungere il pareggio e poter sognare questa salvezza ormai complicatissima. Salas, Leleco, Misael, Leleco ancora, Salas, Esulito, Misael, Esulito, Leleco, prova la conclusione, ancora lui. Palla per Misael.
Leleco ha spazio, Salas, ancora Leleco, Esulito, Salas, buona la palla per Esulito, non vede Misel, che invece ora viene raggiunto. Buono il controllo di Esulito, Leleco, Salas, buona la palla, riesce a controllare in qualche modo Misel, Leleco, ancora Misel, Esulito, buona la palla per Leleco, mamma mia. Anderson dice di no alla conclusione del capitano biancorosso. Esulito, Misel, la conclusione deviata, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Calcio d'angolo, calcio d'angolo visto dall'altro direttore di gara. Leleco, Esulito, Misel, buono il pallone per Leleco, arriva la palla lì, clamoroso, Bocao dice di no, e allora Musumeci cerca un fallo che non... cerca un fallo che ha trovato, un'altra ammunizione, un'altra ammunizione. Metro di giudizio alquanto rivedibile. Punizione per il Meta Catania. Tre minuti e 53 secondi alla fine. Il Meta Catania in vantaggio 2-1. Due falli da parte dei padroni di casa e nessuno da parte degli ospiti. Piccola pausa per asciugare il parquet di gioco e si ripartirà. Attenzione, power play anche per il Catania, controffensiva da parte dei siciliani con Musumeci, palla per Bocao, sbaglia il pallone, Misel, gol, per il Mantova, trova il pareggio a 3 minuti e 45 dalla fine, il 2-2 che regala ancora una speranza a questo Mantova che non molla mai, non molla mai. Forza ragazzi! Musumeci, team. Bruttissima la tattica del Meta Catania a mettere il power play, tempo pochi secondi e il portiere di movimento ha sbagliato il pallone, ha consentito a Misel di recuperare la palla e infilare sotto le gambe Musumeci per il 2-2, recupera ancora palla ma da terra riesce Musumeci a recuperare il pallone e quindi regalarlo al Meta Catania. Podda, si fa spazio, Anderson, spalla alla porta, paratissima di Ricordi che tiene vivo le speranze del Mantova. Mamma mia, che parata, che parata, ma una disattenzione della difesa ha regalato questa grande azione per il Catania. Ora veramente è a un passo il Mantova da fare un risultato incredibile, a ribaltare un risultato incredibile contro una corazzata così forte come il Meta Catania, che ha dimostrato anche oggi di meritare la posizione in cui è in classifica. Che emozioni che regala il futsal, signori, che emozioni. Tre minuti e 03 alla fine, ancora un'eternità per questo sport.
Riparte il Mantova con Leleco, Mascherona, Leleco, Misel, Leleco, Misel, palla per Van der Salas che forse chiede un fallo che non arriva, allora tiene il pallone, importante non perderlo. Anderson fischia fallo, il direttore di gara fischia fallo in una posizione molto molto interessante per i giocatori. Misel alla battuta, chiama lo schema, occasione interessantissima per i padroni di casa. Parte Misa dalla battuta, ancora Tim dice di no con il corpo, respinge Esulito, ancora Misel, bella la palla dentro sul secondo palo ma Bocao salva, un gol già fatto. Il Mantova è vivo, Mascherona, ottima la palla di Leleco per Sanders che non vede dall'altra parte e allora prende tempo il power play. Misael, Leleco, il Palaneolù è invisibilio, Misa, Esulito, Misa, Leleco, ancora Misa, Leleco, Esulito, si accentra, non prova la conclusione, allora Salas, Mascherona, Salas, Mantova ha bisogno di un gol per sognare questa salvezza ormai impossibile. Ancora Salas, oh! Mamma mia, stavolta c'è il fallo. Misel, buona la palla, clamorosa la parata di Tim che dice ancora una volta di no. Clamorosa parata di Tim che quest'oggi ha compiuto miracoli uno dietro l'altro, ma non è finita. Mascherona col power play, sempre il Mantova, Leleco, Mascherona, attenzione Leleco, protegge la palla con esperienza, Capitan Leleco, chiama lo schema, salva i suoi e allora Misa, palla Leleco, brutto il pallone, palla sguarnita, Mascherona copre, Misel dice di no, allora Salas, rimessa a metà Catania, 1 minuto alla fine, può succedere ancora di tutto. Bocao, Tim, ottima la palla per Musumeci che allarga per il fratello Musumeci, Mascherona recupera, c'è ancora tempo, la palla è fuori, è rimessa a Mantova, no, è rimessa a Mantova, 52 secondi alla fine, rimessa lunga a Bocao, la palla è buona, Musumeci, no, non è fallo, contropiede per Misel, palla per Esulito che la tiene buona, Esulito, no, esce la palla, passaggio troppo lungo per Esulito, troppo lungo il pallone per Esulito che non riesce a agganciarlo come può. 38 secondi alla fine, finale incredibile al Neolù, Musumeci non riesce a agganciare il pallone, quindi ancora Mantova con Donin che porta palla in una zona che non è adatta a farlo, palla per Musumeci, Mascherona recupera il pallone, allora c'è il contropiede con Mascherona per Misa, no, clamoroso direi ancora, portiere clamoroso direi, gesto ancora da saracinesca, incredibile, a 20 secondi dalla fine cosa ha sbagliato il Mantova, ancora Esulito,
palla per Salas, ancora Tim, ancora lui, Esulito e Leleco, probabilmente è l'ultimo calcio d'angolo. Partita incredibile a Neolù, partita incredibile, emozioni infinite. Buona palla per Leleco che non va, la palla resta lì, ma Tim la tiene. Musumeci, 5 secondi, è finita. Può esserci il vantaggio di Podda che finisce qua. La speranza di questo Mantova di salvarsi finisce qui. La speranza di questo Mantova di salvarsi finisce qui, incredibile. A un secondo dalla fine il Meta Catania raggiunge il 3-2 e porta i 3 punti a Catania, appunto. Partita incredibile che condanna i ragazzi alla retrocessione in A2. Matematica. Non c'è più nulla da fare. Ragazzi sconsolati che possono ricevere solo grandi applausi e grandi sostegno per la seconda parte di campionato che hanno fatto. Un dispiacere infinito sui volti dei giocatori che non hanno mollato un centimetro fino alla fine, come si è visto questa partita e come hanno dimostrato per tutto l'anno, nonostante lo svantaggio. Hanno sempre creduto in questa salvezza veramente impossibile, quindi tanto di cappello a questi giocatori che l'anno prossimo dovranno ripartire con lo stesso entusiasmo e la stessa grinta. E quindi finisce qui la gara. Complimenti al Meta Catania che ha espugnato il Neolù per 3-2. Complimenti alla saracinesca rossoblu che ha negato spesso il gol a questo Mantova che non può rimpiangere nulla. Complimenti, complimenti veramente, ma soprattutto i ragazzi biancorossi devono ricevere grande sostegno dai tifosi perché hanno dimostrato tutto l'anno carattere nonostante le difficoltà. Scena tristissima. Il Savia Testa Mantova retrocede matematicamente, ma a testa alta i giocatori devono ripartire così come hanno concluso. Complimenti, complimenti, complimenti per questa stagione